Venerdì 24 ottobre, nella sala consiliare del Palazzo Comunale di Sora, si è svolto il primo incontro del ciclo dei salotti finanziari dedicato all'educazione finanziaria, con un tema di grande attualità, la crisi dei rapporti familiari e le sue conseguenze economiche, patrimoniali e giuridiche. L'iniziativa, promossa da Fideuram Intesa San Paolo Private Banking, ha riunito esperti del settore per discutere di come finanza e diritto possano collaborare nella gestione delle crisi familiari. L'evento di questa sera è un evento anticipatorio del mese di novembre prossimo, tradizionalmente dedicato all'educazione finanziaria, quindi inizia un percorso appunto di eventi che si svilupperanno nell'arco del mese di novembre. Debuttiamo con questo convegno in cui sarà un ospite d'eccezione, il notaio dottor Matteo Baldassarra, e affronteremo un tema particolarmente complesso, delicato, ma di grande attualità, e penso in qualche modo rispetto al quale un po' tutti possiamo essere coinvolti in via diretta e indiretta, che è appunto quello delle crisi relazionali e familiari e le conseguenze giuridiche, nonché i risvolti di natura strettamente patrimoniali e diciamo economici. Poi nelle prossime ore avremo modo di pubblicare un programma relativo agli altri incontri, in gran parte si svolgeranno online, incontri appunto finalizzati al tema dell'educazione finanziaria. Ad aprire i lavori il consulente finanziario Massimiliano Iula, che ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra professionisti nella gestione dei rapporti economici e patrimoniali, soprattutto nei momenti di crisi. A seguire il notaio Matteo Baldassarra ha approfondito i principali aspetti giuridici legati alla crisi di coppia, soffermandosi su due temi centrali: l'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa familiare. Questa sera parleremo degli aspetti patrimoniali derivanti da una crisi di coppia che può essere una coppia di fatto, non legata da vincolo matrimoniale, o coppia legata da vincolo matrimoniale, coppia con o senza figli. Principalmente mi occuperò di due aspetti: della corresponsione economica di un assegno mensile da parte del cosiddetto coniuge forte a beneficio del coniuge debole, e dell'incidenza della crisi di coppia rispetto alla cosiddetta casa familiare, cioè alla relativa assegnazione della stessa. Cercherò di esporre al pubblico quelle che sono le regole, i fatti e qualche mia personale opinione. L'incontro ha confermato quanto sia fondamentale il supporto di professionisti competenti. Affrontare le crisi familiari con strumenti giuridici e finanziari adeguati può ridurre conflitti, proteggere i patrimoni e tutelare chi ne è coinvolto. Un altro aspetto importante che emergerà sicuramente dall'incontro questa sera è il ruolo che ha il consulente finanziario, ma devo dire il consulente finanziario anche immaginandolo e concependolo in squadra, in team con gli altri colleghi, e anche in un discorso di collaborazione interprofessionale con altri professionisti. Questo non è il tempo dei tuttologi, è il tempo delle alte specializzazioni, che si confrontano, dialogano e affrontano vari temi da punti di vista diversi. Quindi stasera cercheremo di dimostrare in qualche modo quanto sia importante nella gestione di alcune tematiche, quale quella di questa sera, insomma quanto sia importante il ruolo di collaborazione fra varie professionalità.